Il più cordiale dei saluti dalla terza pagina, leggeviro di questa vostra emittente di informazione. Il più cordiale benvenuti a tutti gli amanti della cultura. Anche la proposta di oggi, di questa puntata, anche l'appuntamento con questo fine settimana, è con uno dei concerti d'inverno all'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba. Siamo in provincia di Treviso. Approfitto per ringraziare ancora il signor sindaco della città di Villorba, Francesco Soligo, e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso per averci dato la possibilità anche quest'anno di realizzare le ultime 3 produzioni che vi abbiamo proposto, 2 in assenza di pubblico per i noti limiti dettati dalla pandemia e l'ultima invece con il pubblico che, a dire il vero, non ci aspettavamo. Ma invece coraggiosamente è venuto e più numeroso di quello che era ragionevole aspettarsi. Ebbene, come detto, siamo alle porte della primavera e noi salutiamo la nuova stagione accomiatandoci da quella fredda con un gran bel concerto ad opera di 2 fiori di professionisti che hanno scelto di chiamarsi Duo Enidra. Il nome deriva da una parola greca che significa abitare nell'acqua, il che dà il senso della liquidità della loro arte, capace di penetrare ovunque e affabulare. E sto parlando di Sabina Bacholdina al violino e Aredion Lisci al pianoforte, coppia anche nella vita, sono marito e moglie. 2 giovani fenomenali musicisti, sentirete che maturità. Entrambi si sono diplomati al Conservatorio Benedetto Marcello e hanno anche un'importante attività concertistica alle spalle. Si caratterizzano per la grande versatilità che dimostrano di avere nella musica da camera. Il duo si esibisce infatti sia con il violino che con la viola. Sono rari gli interpreti che si cimentano proponendo una ampiezza di repertorio che ha dell'incredibile. Per questo concerto solo violino e pianoforte e ci propongono un programma delizioso che inizia con Wolfgang Amadeus Mozart e la sonata K305, dopodiché il cantabile di Niccolò Paganini, a seguire Franz Schubert e la sonatina numero 3, opera 137, di Antonin Dvořák Umoresque numero 7, opera 101, di Frédéric Chopin, la Mazurka numero 3, opera 68, e ancora di Chopin, lo studio numero 5, opera 10. Quindi di Béla Bartók, le 6 danze rumene, e per concludere di Johann Brahms, lo scherzo dalla sonata Fae. Io credo non serva aggiungere altro se non dirvi buon ascolto e buona visione.
Ebbene, avevo promesso qualcosa di liquido che sarebbe arrivato ovunque e il duo in Idra ci ha ampiamente fatto intendere cosa voglia dire vivere sull'acqua. Concerto delizioso. Ancora un grazie al sindaco Soligo, sindaco della città di Villorba, e al suo assessore alla cultura, Eleonora Rosso. Grazie anche agli editori che ci permettono di portare questa pagina della cultura, questa terza pagina, un po' in tutta Italia. Le solite raccomandazioni, teniamo duro, dobbiamo farcela, un momento durissimo. Dispiace vedere che molta gente sia in grandissima difficoltà e dispiace dover pensare che non abbiamo rosee prospettive, però teniamo duro, cerchiamo di stringere i denti, lavoriamo, cerchiamo di lavorare, rispettiamo le regole e che altro dire. Col sorriso. Alla prossima.